cordiale buongiorno dall'auto di testa riprese on the car, che sono diventate ormai una tradizione. Andrà in scena ora, tra qualche minuto, la 34esima edizione della mezza maratona Salute al Po, organizzazione Gruppo Salcus, alle riprese Marco Fabbri, auto di testa guidata da José Fabbri. Potrete vedere anche le foto di Gian Antonio Vallese che sarà distribuito sul percorso, e vedo anche con piacere Alessandro Gandini, probabilmente vedete su quanto Sotellica Ferrara, presumo poi chiederemo noi. Intanto andiamo a concentrarci sul gruppone dei partenti, davvero una magnifica giornata, farà purtroppo anche troppo caldo e sarà una giornata di spettacolo, e sarà interessante vedere se Massimo Tocchio riuscirà a mettere il suo settimo sigillo sulla manifestazione che andrà a corrersi tra un attimo. Una macchina là in fondo? E siamo davvero prossimi alla partenza di questa nuova edizione che si preannuncia spettacolare partita. In questo momento la gara competitiva, naturalmente in testa ci saranno anche gli atleti della camminata, tra virgolette, perché si correrà anche forte, da 6 km e rotti. Prima curva subito e si fa vedere Luca Favaro che farà la gara corta, non ha infatti il pettorale di mezza maratona come l'ora di Brandolese, e invece vediamo già Ulla Terazak con il pettorale numero 3, Massimo Tocchio, 6 volte vincitore della manifestazione, vittoria sua anche quella dell'anno scorso, e poi 5 di fila, e un secondo posto intervallato nel 2009 dietro a Tofigel Barruni, sempre del gruppo Salcus. Il gruppo Salcus infatti non è solo il gruppo organizzatore, ma il gruppo più forte attualmente, infatti tra le sue fila i migliori atleti. Ci sarà in gara anche Rudy Magagnoli, ma è impegnato solamente in un allenamento reduce dalla gara circuito svoltasi a Olbia. Nelle prime posizioni anche atleta con il pettorale 170 Tilly Anzali, iscritto all'ultimo momento, sarà anche lui sicuramente uno dei protagonisti della edizione 2011 in Salute al Po. Siamo in pieno centro a questo punto, vedremo poi la strada originale che dà un po' il nome alla manifestazione Salute al Po, l'evento purtroppo tragico del 1951, dove vorrei pigliarci proprio in queste zone, e sarà invece questa una ricorrenza così, tra un po' fra virgolette sportiva, festosa quindi. Massimo Tocchio, sornione, là dietro, lui è abituato ad essere molto tattico nelle sue gare, è l'atleta che corre di più, è stato fermo diversi mesi per un menisco e poi ha ripreso alla grande, vincendo ormai quasi tutto quello che c'era da vincere, e sono pochissimi che riescono a batterlo. C'è riuscito Rudy Magagnoli, c'è riuscito anche Melese Bechele, che però non è in gara oggi, l'abbiamo visto in diverse manifestazioni nella provincia di Ferrara e Rovigo. Stiamo ora salendo l'Argine, staremo sui primi fino al bivio con la camminata. Si vede anche Giacomo Antonioli, sarà però la gara più breve, impegnato in un allenamento anche Samuele Fabbri, la giovane promessa del gruppo Salcus, lui che è veramente appartiene alla Salcus di famiglia praticamente. Si allunga già la fila, già anche solamente nel primo chilometro si vedono subito le differenze, già i primi rifornimenti, perché sono davvero molto importanti con una giornata così calda, è giusto iniziare a bere già da subito, anche se ancora non si avverte magari la sete, perché questo, la mancanza dei rifornimenti, non la mancanza dei rifornimenti sul percorso, ma mancare un rifornimento, non bere, vuol dire magari pagare alla fine con qualche problema muscolare.
Adil Anzali e Ola Abderrazak, subito dietro Massimo Tocchio, che sa benissimo che non può lasciarli andare, anche se la gara è lunga, ma perdere già adesso il treno vorrebbe dire rimanere da soli e avere probabilmente qualche difficoltà a recuperare. E questi sono i primi tre della mezza maratona, e dietro si intravede solamente un altro concorrente della gara lunga, mentre Luca Favaro e Giacomo Tognolli e l'altro giovane faranno la gara più breve. E si compone già il terzetto, e questo è ormai il probabile podio già da subito. Vai avanti, dice Marco, per esigenze di ripresa. L'ombra, cioè non il controsole. Ci fermiamo dove c'è meno contrasto. Rallentiamo un attimo per riuscire a scorgere qualche altro atleta, ed è il numero 26. Ennio Mezzalira, Atletica Amatori Chirignago. Numero 28, e invece ho sbagliato, non 26, David Fiesoli. E David Fiesoli, il quarto atleta della mezza maratona. Dietro si vede Saverio Fattori, che fra l'altro è in ottima forma. 5 minuti e 48 dalla partenza, siamo entrati nel secondo chilometro. Saverio Fattori e poi il numero 25, a lui affiancato, che è Giovanni Bressan, Atletica Viano. Filippo Andreose e Giuseppe Dall'Era sono invece della gara corta, li vedremo girare sulla destra più tardi. 192, altro protagonista della mezza maratona. Grigoletto Emanuele, insieme a lui c'è Massimo Gozzo, sempre per la gara corta. Massimo Gozzo, il famoso retrorunner ferrarese, e non solo ferrarese, perché ha vinto titoli a non finire a livello nazionale. Loris Brandolese, poi ci sono due giovani allievi, Hamza Bassin e Tofik El Wazin, vero? Ok, e Hamza Bassin invece sulla destra. Dietro abbiamo Andreose, Lorenzo, Riccardo Tosi, Giovanni Bertazzo, più indietro ancora dovrebbe essere Pierpaolo Veroni. Ripassiamo ancora sui primi, prima della deviazione, prima del bivio, dove ci fermeremo per un po' a riprendere più atleti possibile, per poi riuscire ad andare ancora sul gruppo di testa, sul terzetto di testa, con Massimo Tocchio, Ola Abderrazak e l'altro atleta iscritto in mattinata, Adil Anzali. Ed eccoci
involare, mentre ormai l'abitato di Santa Maria Maddalena è lontano, solamente la punta del campanile si può scorgere, ed eccoci invece sul terzetto di testa che ha preso decisamente il largo e ormai non ce n'è più per nessuno. Massimo Tocchio, pettorale numero 1, pettorale numero 3 per Ulad Derazak, pettorale invece coperto, non riesco a leggerlo, ma Diglianzali, 27. 170 No, è il suo pettorale. Due atleti di origine marocchina e Massimo Tocchio a difendere i colori ferraresi, lui che l'ha vinta già 6 volte questa manifestazione, che è stata invece di un altro atleta di origine marocchina nel 2009, Tofik El Barrumi. Bella gara davvero oggi. Siamo al terzo chilometro e siamo a 9,45 circa. 9,45, andiamo a vedere più o meno la proiezione della 9,45 al terzo chilometro, esattamente 3,15, certo, esattamente 3,15. Si preannuncia quindi una gara veloce non certo tattica, perché sono partiti subito a Diglianzali e a Ulad Derazak e Massimo certo non poteva lasciarli andare. Impegnato in un allenamento invece solamente Rudy Magagnoli, un altro grande atleta Salcus, come anche a Ulad Derazak. Anche Marco Fabri sta facendo le riprese, Samuele Fabri impegnato in un allenamento solamente in colui. Ci fermeremo al bivio, attenzione, vai avanti Mango, sì. Qui va benissimo. Ci fermiamo per le riprese. Lasciamo scorrere dunque Massimo Tocchio, Diglianzali e Ulad Derazak, il terzetto al comando. E sarà interessante vedere la prima concorrente femminile quale sarà. Ora gireranno gli atleti sulla destra, al comando della gara corta Luca Favaro e poi ancora Antoniolli. Già transitato anche il quarto, per un attimo mi è sfuggito, non sono riuscito a scorgere il suo nome, dovrebbe essere il pettorale numero 28, Fisoli David. Andrea Ose gira sulla destra, 99, Saverio Fettori, pettorale 295, 3 atleti, siamo al settimo, 7 atleti sono transitati, Massimo Gozzo gira in questo momento, 7 atleti della mezza maratona, girerà fra poco anche Lorenzo Andreose. Loris Brandolese insieme ai due allievi Tofik El Wazin e Hamza Bassin. Andiamo di scorgere Roberto Meneghello con il pettorale 141, 203 invece abbiamo il ferrarese Marcello Colombari che ritorna nelle mezze maratone, Michele Tuffanelli con il 74, con il numero 5 abbiamo Schivo Matteo, Italo Nessi 136, pettorale 180 invece per Michele Nadali, Rudy Magagnoli, pettorale numero 4, un allenamento nemmeno troppo veloce per lui, i primi stanno gareggiando sul piede dei 3,15 km, sono passati i 9,45 ai 3.000, non è ancora transitata la prima atleta della classifica femminile, 106. Ecco qua. Romina Fiorini, pettorale 106, eccola qua, Mosè dai tu comunicazione a, ok, Romina Fiorini,